Buonasera e benvenuti amici di Fanner. È l'ultima partita che chiude questa ottava giornata della Serie A della Lega Calcio a 8 qui alla Stella Azzurra, dove si affrontano Roma Calcio a 8 e Real Granella. Le due squadre si presentano al campo cominciando dalla Roma con tra i pali il numero 1 Grimaldi, il numero 6 Liberti, il 10 Liotti, il 3 Oliva, l'8 Parroni, il 4 Pisapia, il 16 Seferi, il 5 Ugolini, Vannozzi con il 2. Mentre il Real Granella si presenta qui alla Stella Azzurra con Pitruzzella tra i pali con il numero 12, poi il 13 che è Alessi, il 9 Angelucci, il 15 Cannillo, l'8 Coppotelli, il 16 De Seta, il 18 Fattori, il 2 Greco, il 7 Tiberti, il 10 Tramacere, il 4 Tuzzi. Tutto pronto a battere l'inizio del match sarà il Real Granella. Tutto pronto, gli arbitri controllano i portieri. Fischia l'inizio del match. Subito Tramacere che va all'indietro a giocare sul numero 16 De Seta che allarga sulla sinistra. Palla in avanti. Ancora il Real Granella che prova subito a distendersi, a sorprendere la difesa della Roma Calcio a 8, recuperata però da Ugolini che va subito a giocare sul numero 4 Pisapia che lancia verso Liotti che entra in area di rigore. La palla che attraversa tutta l'area e termina in rimessa laterale per Parroni, battuta subito all'indietro, prova a saltare un uomo Ugolini, non ci riesce, Pisapia scusate, è fermato da Real Granella che prova a partire subito in velocità in avanti, la conclusione, la traversa colpita dal numero 9 Angelucci. Rimessa laterale, battuta velocemente, subito prima occasione per il Real Granella. Ora Liotti va a giocare sulla sinistra, Pisapia ancora verso il numero 2 Vannozzi, Pisapia indietro verso Ugolini, ancora Vannozzi in avanti verso Parroni, palla che rimbalza, poi è Tramacere a poter partire, palla al piede a cercare nuovamente Angelucci che non riesce nel controllo, è recuperata da Grimaldi che serve subito Pisapia che va in avanti a cercare Liotti, non riesce a girarsi e ora Tiberti sulla sinistra, la palla all'indietro in direzione di Tramacere che allarga sulla sinistra, il cross al centro dove non c'è nessuno, prova ad arrivarci De Seta, se la porta fuori, rimessa dal fondo per Grimaldi che la gioca subito su Pisapia che va a giocare su Parroni verso Ugolini, ancora Ugolini prova al destro, palla che termina alta, tentativo di Ugolini che non riesce. Pitruzzella ora andrà a giocare con le mani in avanti in direzione di Angelucci, non riesce a recuperare il pallone, poi Parroni va a cercare Liotti, non riesce, il pressing di Seferi, lo aggira Tiberti e va a giocare sulla destra verso il numero 13 Alessi, poi la palla in avanti in direzione di Tramacere che è stata deviata e termina tra le mani del portiere. Ora Oliva sulla destra, serve Seferi, prova a partire, palla lunga, il passaggio di ritorno verso il suo compagno Oliva, è rimessa con le mani. Tramacere, Tiberti, ancora Tiberti sulla destra verso il numero 13 Alessi, ancora la difesa, ha recuperato il pallone da Pisapia, poi non riesce nel passaggio in direzione di Liotti, ora Tiberti in avanti su Tramacere che l'appoggia in direzione del numero 15 Cannillo che si porta fuori il pallone
sulla pressione di Parroni, non è riuscito a trovare il cross. Sarà quindi Grimaldi a rimettere in campo il pallone. Ugolini, Oliva, Seferi, all'interno ancora su Ugolini, verso Pisapia, a cercare ancora una volta il numero 16 Seferi. Seferi prova a liberare il mancino, conclusione deviata, palla sfila in rimessa laterale. Battuta in direzione di Parroni, che la mette giù, a spazio per liberare il destro, il tiro deviato, sarà rimesso, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Roma Calcio a 8. Calcio d'angolo, battuto al centro, palla che attraversa tutta l'area di rigore, contro cross, poi Tramacere di testa la mette fuori, Parroni su Angelucci, è più veloce di lui, poi Parroni la mette in rimessa con le mani. Battere sarà Alessi, che va a giocare su De Seta, anzi no, era su Cannillo, che torna poi indietro sul 13 Alessi e sul portiere Pitruzzella, che lancia a lungo verso Angelucci, la mette giù Tramacere con il mancino, palla che termina fuori di molto. La conclusione è tentata dal numero 10 del Real Granella, Grimaldi, Pisapia, Seferi va a partire sulla sinistra, passaggio verso Liotti che non riesce, a recuperare da Parroni, che nel frattempo si è messo nel centrocampo. Parroni va a giocare sulla destra verso Oliva, prova Oliva a cercare spazio per crossare, non lo trova, è messo giù con un fallo, punizione per la Roma Calcio a 8. A battere la punizione sarà Pisapia. Anzi no, sarà Seferi. Due uomini in barriera per Pitruzzella. Parte Seferi verso Parroni, era uno schema, il tentativo murato da De Seta, poi Tiberti fortunato nel rimpallo, è rimessa dal fondo per Pitruzzella verso Tramacere. Ora il numero 15 Cannillo, che va a giocare sulla sinistra verso Tiberti, che cerca una conclusione, palla che si spenge sul fondo, rigiocata velocemente da Grimaldi su Ugolini. Pisapia in avanti su Liotti, Parroni, Seferi, tentativo di Seferi, murato, palla che torna in possesso del Real Granella, che va in avanti a cercare Tramacere, recuperata da Pisapia, che fa partire sulla destra Seferi, non riesce nel passaggio di ritorno, e ora De Seta che va in avanti verso Tramacere, che libera il mancino, arriva all'1-0 del Real Granella, un tiro a giro di Tramacere che beffa Grimaldi, 1-0. Si sblocca il match dopo 8 minuti circa dall'inizio della partita. È il Real Granella a portarsi in vantaggio. Pisapia vede Ugolini, porta avanti il pallone, va a giocare sulla destra su Oliva, ancora Pisapia su Parroni verso il numero 2 che cerca un cross basso, sfera che rimane lì, poi la mette in calcio d'angolo il numero 4 Tuzzi, salvando sul possibile tapin vincente di Liotti. Ora Oliva, il cross basso
Ancora messa fuori, recuperata Di Berti che prova a far partire Angelucci in velocità, che lancia lungo in direzione di Tramacere, veloce Tramacere, ma ci mette i piedi Grimaldi mettendola in rimessa laterale. A battere sarà verso Tramacere, di testa Oliva, la mette fuori, ma la mette sui piedi il numero 16 De Vita, che cerca una conclusione che è stata anche deviata da Grimaldi in calcio d'angolo. Sarà quindi calcio d'angolo per il Real Granel. Sul punto di battuta, movimento in area di rigore direttamente verso lo specchio della porta, termina fuori Grimaldi su Parroni. Prova la Roma a risalire per rientrare, per ripareggiare questo match. Recuperata la sfera dal numero 15 Cannillo, chiuso, e poi Seferi riesce a completare il recupero del pallone giocando su Oliva. Andiamo su Ugolini verso il numero 2 Vannozzi, scambio veloce sulla sinistra dove c'è Parroni, si accentra, trova Pisapia che ha spazio per cercare un cross, lo trova verso Seferi, palla che è stata deviata e termina in rimessa laterale di cui si incaricherà la battuta Oliva. Seferi, ancora laterale Oliva verso Liotti, Seferi, ancora Oliva, palla fuori in direzione di Pisapia che cambia gioco trovando Parroni, ancora Parroni, si porta la palla sul destro, il tentativo murato da Cannillo e poi recuperata la sfera da Oliva che va in avanti a cercare Seferi, ancora Seferi, prova a partire in velocità, non ci riesce, è chiuso irregolarmente, punizione quindi per la Roma calcio a 8. Punizione quindi di cui si incaricherà la battuta uno tra Pisapia, no, probabilmente sarà Pisapia. 4 gli uomini in barriera chiesti da Pitruzzella. Una posizione molto interessante. Tutta la Roma calciotto davanti al portiere praticamente. Parte Pisapia con il mancino sulla barriera, poi la sfera che rimane nei piedi di Pisapia che va a cercare Seferi, che con un miracolo riesce a toccare il pallone, però non riesce nel controllo e può ripartire il Real Granella. Troppo lungo il passaggio in direzione di Tramacere e palla che termina in rimessa laterale per la Roma, già battuta con Oliva che va a giocare su Seferi, ancora lo scambio con Oliva, in avanti su Liotti che scivola e recupera il pallone, la difesa del Real Granella. Angelucci sulla sinistra verso Di Berti, prova a partire Di Berti, ci mette il corpo Ugolini ma commette anche fallo, punizione per il Real Granella. Diciamo punizione per il Real Granella che è in vantaggio per una rete a 0 e oltre il gol ha anche colpito una traversa con il numero 9 Angelucci. Tutto pronto alla battuta, con il destro direttamente verso la porta e arriva il gol del 2-0, una grandissima punizione calciata da Angelucci. Era una cosa, era Angelucci, giusto?
quindi la Roma si trova sotto 2-0 da Parroni, ribattuto, la conclusione da calcio centrato, poi Ugolini che va nuovamente alla conclusione, Real Granella che è avanti 2-0. Pitruzzella in avanti, di testa indietro, ora Angelucci ancora su Ugolini che riesce comunque a mantenere il possesso del pallone, gliela porta via Tramacere, ma aveva commesso fallo precedentemente Angelucci, quindi è punizione per la Roma. Chiede calma Pisapia, Ugolini su Oliva, Seferi prova a partire, salta un uomo Seferi, si porta la sfera sul mancino, Seferi fa partire una conclusione che è stata deviata in calcio d'angolo. Quindi angolo, battere sarà Parroni. Cross al centro verso il taglio del numero 2 Vannozzi, poi ancora in avanti Seferi, ancora Vannozzi che riesce a metterla giù, riesce a crossare in direzione di un suo compagno che cerca il controcross, che non riesce. Il cross è tentato da Liberti che è subentrato al posto di Liotti, poi Oliva, Pisapia in avanti verso Liberti, non riesce nel controllo, poi di fisico la riesce a controllare, ora riparte Pisapia, chiuso in rimessa laterale. Pisapia su Ugolini, ancora Ugolini, il tiro di Ugolini, palla ribattuta, calcio d'angolo, Parroni, il tiro di Parroni, Pitruzzella ci mette le mani, poi il fallo del numero 2 Vannozzi. Arriva il cartellino giallo per Seferi. Punizione per il Real Granella. Sono già scaldati gli animi dopo 16 minuti circa dall'inizio del match. Tramacere, poi Seferi la manda in avanti verso Pitruzzella, Pitruzzella che va a giocare in avanti verso Angelucci, esce Grimaldi, palla che rimane lì nei piedi di Tramacere che prova la conclusione, murato da Ugolini, torna fuori dall'area di rigore verso De Seta che entra chiuso da Ugolini che recupera il pallone e cambia gioco verso Vannozzi che torna su Oliva, ancora Oliva, ora può salire palla al piede su Ugolini, Pisapia con il mancino, palla che termina fuori. Pitruzzella in avanti verso Liberti che non la controlla, palla che termina fuori. Oliva su Seferi, prova a saltare un uomo, la recupera Pisapia e va a giocare su Oliva. Ugolini ora in avanti, ancora Pisapia sulla sinistra, palla a cercare Seferi che non può arrivarci, è recuperata dalla difesa del Real Granella, ancora Liberti, gioca indietro su Alesse che torna su Pitruzzella che lancia a lungo verso Angelucci. Ugolini prende meglio la posizione e può ripartire, poi il fallo da dietro, punizione per il Real Granella, anche ammonito Angelucci. Punizione di cui si incarrega la battuta Parroni.
va a Parroni con il destro direttamente in porta, palla che termina alta. Pitruzzella, lungo su Tiberti che va in avanti verso Tramacere, si porta avanti il pallone Tramacere, conclusione che termina fuori, ma che giocata di Tramacere. Ora Grimaldi che fa ripartire subito Vannozzi che va a giocare su Pisapia. Pisapia in avanti verso Parroni, la mette giù, rimessa laterale per la Roma calcio a 8, in avanti la palla verso Vannozzi di Pisapia, è recuperata da Cannillo, la mette giù e prova a ripartire sulla destra. Ora Cannillo caparbiamente riesce a toccare il pallone, poi la pressione di Cannillo su Grimaldi che la mette in rimessa laterale. Rimessa laterale di cui si incaricherà la battuta Alesse che va in avanti verso Tramacere, la palla che rimane nei piedi di Angelucci che la colpisce al volo, conclusione che termina sul fondo. È Grimaldi a rimettere in gioco su Oliva lungo la destra, va in avanti Oliva, torna indietro Pisapia verso Vannozzi, a spazio sulla sinistra, la finta del cross, poi Tramacere in scivolata la mette fuori, Pisapia in avanti, ancora Tramacere di testa a recuperare il pallone e a servire Cannillo che va a giocare su Tiberti che lancia a lungo proprio in direzione di Tramacere e non può arrivarci, è rimessa dal fondo, battuta velocemente su Vannozzi che cambia fascia giocando su Oliva. Prova a salire palla al piede Oliva, spazio per liberare il destro, Pitruzzella vola e la mette in rimessa in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, battuto rasoterra da Seferi, la mette fuori l'altro numero 16 De Seta. Per riprendere la manovra in avanti di Pisapia verso Seferi che entra in area di rigore, Seferi accorcia le distanze, il gol del 2-2, un sinistro rasoterra micidiale. Pronta a riprendere il match dopo il 2-1 segnato da Seferi al timeout chiamato dalla panchina del Real Granella. Ora Parroni giocare indietro sul numero 4 Pisapia che cambia fascia verso Seferi, Parroni all'indietro, sbaglia il passaggio, Angelucci la blocca senza difficoltà Grimaldi e fa ripartire subito Pisapia, recuperato il pallone ancora una volta da Parroni che va a giocare sul numero 6 Liberti che cambia fascia su Seferi, non riesce a saltare l'uomo Seferi, poi la palla in avanti che termina fuori in rimessa laterale per la Roma, sarà Parroni a battere verso Pisapia. Ancora Parroni prova a partire in velocità, cerca la conclusione con il destro, palla che termina alta quando mancano ormai pochi minuti al termine del primo tempo. Pitruzzella va a giocare lungo verso Angelucci che è messo giù da Ugolini ma senza fallo, può partire velocemente la Roma con Liotti sulla sinistra, non arriva sul pallone, rimessa laterale per il Real Granella. Battere Alesse che va lungo in avanti verso Angelucci, ci mette il fisico Pisapia, poi Parroni sbaglia la misura del passaggio, è recuperata da Tiberti, ora Tramacere va in avanti a servire un suo compagno, il passaggio in direzione di Angelucci leggermente fuori misura che si spenge sul fondo, ora Pisapia, il cambio di fascia verso Seferi disturbato dal numero 4 Tuzzi e palla che termina in rimessa laterale per il Real Granella che è battuta in avanti verso Tramacere che di tacco va a giocare su Angelucci, poi ancora il Real Granella, la conclusione da parte di Cannillo, ottima la risposta di Grimaldi
a mettere in angolo. Cross verso Tramacere, non può arrivarci. Seferi la controlla, sfilare sul fondo. Cioè rimessa laterale volevo dire, scusate. E ancora Seferi che parte in velocità. Toccata la sfera da Tramacere, rimessa laterale, battuta subito all'indietro. Ugolini su Pisapia che alza la sfera, il tocco di testa di Liberti, protestano per un fallo di mano i giocatori della Roma. Poi Ugolini, palla lunga a cercare Angelucci che salta Grimaldi, ma la palla sfila sul fondo. Un minuto al termine del primo tempo. Pisapia lancia lungo a cercare Liberti, non riesce nel controllo, è un 3 contro 2 per il Real Granella. Cannillo cerca Tramacere, cerca Liberti, palla troppo all'indietro e finisce qui anche il primo tempo. Pronto a riprendere il secondo tempo di gioco con il Real Granella avanti per 2-1 sulla Roma Calcio a 8. Sarà Parroni a battere la ripresa del match direttamente verso lo specchio della porta. Palla che è stata ribattuta, poi va a finire in calcio d'angolo. È bravo Vannozzi a farla sfilare, a controllare la palla che uscisse. Angolo subito battuto verso il centro. Direzione di Liotti, messa fuori di testa. Poi Liberti la controlla, la gira sulla sinistra. Cross al centro verso Liotti. Spera che rimane lì su Liberti. E salvata dalla difesa che ora lancia lungo in direzione di Tramacere. C'è Ugolini che fa buona guardia, riesce a recuperare il pallone e a servire nuovamente la difesa. Ugolini in avanti, cambia gioco in direzione di Pisapia che va in avanti su Liotti, non riesce nel controllo. Poi Tiberti va giù in scivolata, ma Seferi gliela soffia via e riesce a un fallo, un fischio, punizione per la Roma Calcio a 8, fallo su Seferi. Quindi è punizione per la Roma Calcio a 8. Sul pallone ci sono Vannozzi ed Ugolini. Petruzzella sistema la barriera. Una posizione che favorisce il tiro di un mancino più che quello di un destro, se volesse andare verso la porta. Tutto pronto, invece parte Ugolini con il destro, rasoterra, non riesce Liotti a ribatterla in rete. Occasione sciupata per la Roma Calcio a 8 di riportare il match in parità. Ora sarà Petruzzella a rimettere in gioco la palla in avanti in direzione di Cannillo che la mette giù giocando su De Vita, su De Seta. Palla che poi sfila fuori, battuta con le mani verso Grimaldi che la riappoggia al numero 4 Pisapia. Ancora Grimaldi sulla destra verso Vannozzi che gioca su Seferi, che ha spazio per partire in velocità. Va Seferi giocandola su Liberti, ancora Seferi entra in area di rigore, si tocca la palla con il destro mentre stava calciando. Ora Seferi alla fine trova il gol del vantaggio da fuori classe. Qual è? 2-2 di Seferi, 2-2 per la Roma. Il gol di Seferi, ora Angelucci che calcia direttamente verso Grimaldi che riesce a controllare la palla e a servire Vannozzi. Ancora Seferi, Parroni con un numero riesce a far ripartire Pisapia che poi si allunga troppo il pallone, chiuso dalla difesa. Ora Tiberti, palla sulla sinistra verso il numero 4 Tuzzi che combatte con Seferi, commette fallo Tuzzi, punizione per la Roma Calcio a 8. Ugolini sulla sinistra verso Pisapia
che va in avanti a cercare Liberti, ora Liotti, prova il numero Liotti, non gli riesce e recuperato il pallone da Alesse che va a servire in avanti Tramacere, ancora Cannillo, poi sulla sinistra la palla che va a Tiberti, spazio per salire, palla al piede, va a giocare su Cannillo che prova il destro, la conclusione deviata sulla traversa, poi Seferi ancora Tiberti, seconda traversa colpita dal Real Granella, Tiberti ancora porta la palla sulla sinistra, su De Seta, ancora Cannillo, ancora Angelucci, va con il destro, il tiro a giro che si spenge sul fondo. Pisapia va in avanti a cercare Liberti, va a salire di testa, non riesce però a colpirla perfettamente e è recuperata da Tiberti che poi si porta, anzi no, guadagna una rimessa laterale. L'ultimo tocco è stato di un difensore della Roma Calcio 8. Allora la palla lunga a cercare Angelucci, prova a saltare Ugolini ma è più veloce in uscita Grimaldi che va a giocare su Vannozzi, poi Parroni sulla sinistra, ora Liotti costretto a ricominciare su Pisapia, cambio di gioco verso Vannozzi che prova a liberare il mancino, palla che si spenge alta sopra lo specchio della porta, sarà rimessa dal fondo per Pitruzzella che la batte in direzione di Tiberti, ci mette la testa Vannozzi e la mette in rimessa laterale, palla in avanti verso Angelucci che viene messo giù con un fallo, punizione per il Real Granella. Siamo troppo morbidi però, siamo con sta palla dell'aria qua. Siamo morbidi, Quindi sarà punizione per la Real Granella. Ancora una volta Angelucci sul pallone dopo il gran gol trovato durante il primo tempo proprio sul calcio di punizione. Parte Angelucci ancora verso la porta, questa volta la colpisce male, palla che termina altissima e è Grimaldi che va a rimettere in gioco la palla. Parroni va in avanti in direzione di Seferi che prova a controllarla, non ci riesce, palla fuori. Rimessa dal fondo, battuta da Pitruzzella, giocata velocemente, il fallo poi di Parroni, punizione per il Real Granella, battuta all'indietro, Tuzzi, Pitruzzella, va in avanti, Pitruzzella a cercare Angelucci, non riesce a metterla giù ed è recuperato da Vannozzi, poi torna la sfera tra i piedi di Ugolini, ancora Parroni, ancora Pisapia che va in avanti a cercare Liberti, commette fallo, punizione per il Real Granella, fallo subito da Tuzzi, battuto, anzi no, l'arbitro dice che fischia lui. Tuzzi, due pari. Va in avanti Tramacere a cercare ancora una volta Cannillo che è chiuso anche con un fallo, anzi no, non era Cannillo ma era De Vita, punizione De Seta, punizione battuta velocemente, poi il tiro di Tramacere termina alto, va Grimaldi a giocare sulla destra su Vannozzi che sale verso Seferi, ancora Seferi prova ad accentrarsi, va di forza su un contrasto, poi la palla che schizza fuori nei piedi di Parroni che va a giocare sulla sinistra, il cross di Pisapia verso Seferi, Liberti il tiro, Pitruzzella, poi un rimpallo e palla che termina in calcio d'angolo. Liberti sul punto di battuta, giocata vicino con Pisapia, scambio con Liberti e prova la conclusione, palla che termina questa volta
in rimessa laterale. Pisapia verso Liotti, ancora Pisapia. Liotti prova a puntare l'area di rigore Liotti, poi palla che schizza via e finisce nelle mani di Pitruzzella, che va a calciare verso Angelucci, che ha spazio per girarsi senza difficoltà. Poi Angelucci cerca una conclusione affrettata che termina sul fondo. Dai Matte, dai Lollo, dai Lollo! Parroni, il rischio su Angelucci che gli porta via il pallone con un fallo, però punizione per la Roma. Ora in avanti Vannozzi su Seferi che prova a entrare in area di rigore, chiede un fallo, non viene fischiato. Ancora Seferi entra in area di rigore, il tiro, Pitruzzella in uscita bassa a salvare la porta. Poi Parroni ancora su Seferi, la palla al centro, Pitruzzella che va giù e la fa sua e fa ripartire Tramacere. E la palla verso ancora Angelucci, non riesce a girarsi, ora Seferi può partire a cercare di liberare il mancino, ancora Seferi di potenza, Seferi la conclusione, la sfera che rimane in area di rigore, Liberti esce dall'area, se la porta sul mancino, va a cercare Liotti, troppo lunga. Pitruzzella con le mani verso Tiberti che la mette giù, va in avanti Cannillo, poi ancora Cannillo che va a cercare Tramacere, non riesce nello scambio perché c'è Ugolini ben appostato che gli soffia il pallone e va a giocare su Pisapia. Ancora Liotti, Liotti salta un uomo, parte in velocità, salta un secondo, ancora Liotti, 4 contro 2 per la Roma, il cross verso Seferi che di testa fa la sua tripletta personale e porta avanti la Roma da 2-0 a 3-2, Roma calcio a 8. Di Real Granella che si trova ora sotto di una rete dopo che aveva iniziato la partita portandosi sul 2-0. Ora la palla lunga verso Angelucci, Ugolini sul pressing da parte del numero 8 Coppotelli che è entrato nel frattempo. Messa laterale per Oliva che va a cercare Liberti, ancora Seferi prova a partire di potenza, non ci riesce e poi la controlla Tuzzi che la prendesse il suo portiere. Ora Fattori guadagna una rimessa laterale e va subito in avanti verso Angelucci, il rientro di Vannozzi che mette in rimessa laterale per la Roma. Seferi pressato da Fattori, costretto a servire indietro Oliva che va a giocare sulla sinistra verso Liotti, ancora Oliva chiama il pallone Seferi, non può essere servito. Ugolini, ancora Ugolini porta avanti il pallone, la palla con il destro in direzione di Liberti, c'è la chiusura difensiva, poi la conclusione di Parroni che termina fuori in rimessa dal fondo. Sì, no, rettificata la decisione, è calcio d'angolo. Si è sentito proprio rumore. No, però dici perché fra i due ci deve ragione quell'altro, no, nostro. Quindi è calcio d'angolo, le proteste del Real Granella, ma sinceramente era sembrato che ci fosse stato un tocco anche dal rumore che si è sentito da Parroni che va con il destro, palla che termina alta. Pitruzzella veloce a cercare Fattori che la mette giù, troppo lungo lo stop e Ugolini con le mani per Oliva. Accorcia al campo, Ivan, accorcia al campo. Ora Ugolini verso Liotti, ancora la palla verso Coppotelli, lo scambio con il numero 15 Cannillo, ancora Coppotelli per Cannillo, Cannillo prova a liberare il destro, murato da Oliva,
e Liotti può distendersi in contropiede. Il rientro tempestivo di Cannillo a soffiargli il pallone e a ripartire. Poi ancora Liberti che parte in contropiede, un 3 contro 2, ancora Liberti verso Liotti. La palla su Liberti, il tiro e la palla che termina fuori di pochissimo. Che occasione per la Roma, ma che rischio per il Real Granella. Cannillo va a giocare in avanti su Angelucci che si gira col tiro di destro, Ugolini la mura, poi palla che torna nei piedi di Tuzzi. Va a cercare Cannillo, sbaglia il passaggio e Parroni la recupera. Vannozzi va in avanti a cercare Liberti che si gira, subisce fallo, punizione. Sì, punizione per il Real Granella. Io dico sempre che noi dobbiamo parlare meno possibile, perché sbagliano pure in Serie A, questo è il torneo, noi dobbiamo giocare, poi al 50esimo fischia la fine, finisce, te metti a parlare, se vuoi ti metti a fare l'altro, se tu ci parli durante la partita, perdi la concentrazione, Quindi è punizione per la Roma calcio a 8. Due uomini sul pallone, ci sono sia Vannozzi che Parroni, probabilmente andrà Parroni con il destro, ribattuto da un uomo davanti alla porta. Ora Ugolini va con il destro, palla deviata, Pitruzzella la fa sua facilmente e va a giocare su Fattori. Il pressing, palla lunga, riesce a metterla giù e poi Grimaldi che va in avanti a cercare Liberti, non arriva il pallone. Ora in avanti ancora Angelucci su Coppotelli, c'è Ugolini che riesce a recuperare il pallone, riesce anche a girarsi subendo fallo. che sai che ha fatto Peperino? No, aspetta, quando hanno giocato ieri, mi pare ieri, dovrebbero aver perso 3-0 col Cotton, se non sbaglio. Non giocavano col Cotton? Sì, mi sembra che giocavano con 3-0. perché qui giocavamo ultimo contro penultimo. Devo vincere per forza. Per forza. Per forza, non abbiamo altre possibilità. Peperino. Penultimi. Noi. Pronto a rimettere in gioco il pallone Ugolini, che va in avanti verso Liotti. Ancora Liotti non riesce a saltare il numero 13 Alesse, che poi serve il suo compagno che lancia lungo in direzione di Fattori. Esce Grimaldi, la calcia su Fattori e la palla che sfila in rimessa dal fondo per la Roma. Che fa giocare sulla sinistra verso il numero 4 Pisapia. Ora Parroni con il destro, la palla però è troppo lunga per Liotti, rimessa dal fondo per Pitruzzella. Va a giocare in avanti e è recuperata da Coppotelli che gioca su Cannillo che sbaglia il passaggio. Sbagliato l'ultimo passaggio che avrebbe permesso ad Angelucci di stare davanti alla porta. E quindi è la Roma ora con il pallone tra i piedi, con Liotti sulla sinistra. E si sovrappone Pisapia, lo vede e lo serve. Poi il passaggio ritorna ancora verso Liotti, Liberti. Ancora Liberti, Pitruzzella ci mette le mani a salvare la porta e dare ancora speranze al Real Granella, ma è recuperata ancora una volta la sfera da Parroni, che va a servire indietro Grimaldi. Ora il lancio lungo di testa il numero 8 Coppotelli, ma comunque il recupero della Roma calcia 8 con Vannozzi
che può lanciare lungo verso Liberti, la mette giù di petto, prova ad andare a servire Seferi, è chiuso con un fallo, punizione, fallo di Tuzzi che chiede subito scusa al numero 6 della Roma, ha battuto il calcio di punizione verso Vannozzi che cerca la conclusione al volo, palla che termina fuori. Cosa a sorprendere velocemente la Roma, la difesa del Real Granella. Ora Fattori su Cannillo verso Alesse, ancora la palla sulla destra, il lancio lungo a cercare Tuzzi, c'era Vannozzi, è recuperato da Seferi che ha spazio per andare in velocità, entra in scivolata Fattori a salvare da una possibile ripartenza veloce di Seferi. Con le mani sarà Vannozzi andare su Seferi che riesce a superare un uomo, non il secondo, poi commette fallo Seferi su Fattori. A battere sarà Tuzzi, dare sulla destra verso Coppotelli, sbaglia il controllo, Liotti recupera il pallone, poi palla spazzata da De Seta in rimessa laterale. A battere è il numero 4 Pisapia, ancora Pisapia, palla che termina fuori in rimessa laterale. E poi c'è il fallo in pressione di Angelucci su Ugolini. Quanto manca, arbitro? 4. Battuta su Vannozzi, la punizione. Ora Liotti va a giocare su Seferi che gioca su Parroni, ancora Vannozzi, ancora Seferi e ancora Vannozzi. Parroni verso Seferi che parte in velocità, il tocco, ancora Seferi in area di rigore, Pitruzzella salva la porta. Tuzzi va in avanti a cercare Coppotelli su Fattori, il cambio di gioco di Fattori, è stato tra Maceri, appoggiarla a Fattori che è rientrato in campo e rimessa dal fondo per Grimaldi che va a giocare su Pisapia, spazio per salire, va a giocare su Parroni, ancora Parroni, salta un uomo, è stato davanti tra Maceri, è costretto a giocare sulla destra, pressing di Tuzzi ma Vannozzi riesce a controllarla. Ora Pisapia, sì Pisapia, Parroni scusate, che cambia proprio su Pisapia, Liotti, Parroni, Seferi, indietro su Ugolini, il possesso palla prolungato della Roma, Parroni, Pisapia, il lancio lungo a cercare Seferi che riesce a metterla giù ma non a controllarla, è rimessa laterale per Tuzzi che va a giocare su Fattori, tunnel di Fattori che permette il passaggio ad Angelucci, c'è il taglio di Coppitelli, lo ha visto Angelucci però era complicata, non riesce a servirlo e Grimaldi la può far sua senza alcuna difficoltà e a giocarla su Vannozzi, Ugolini sulla sinistra, palla lunghissima verso Liberti, ci mette la testa a De Seta, poi Pitruzzella la fa sua, fa ripartire velocemente Fattori, Tuzzi in avanti, Coppitelli, anzi no, è il numero 16 De Seta che va in avanti su Angelucci, scivolata da dietro, poi il fallo di De Seta, punizione per la Roma calcio a 8, a battere sarà Parroni, giocata su Liotti, poi il passaggio che termina in rimessa laterale per il Real Granella, è Fattori a incaricarsene giocando su Angelucci, la scivolata poi di Fattori, rimessa laterale per la Roma,
Seferi. Ancora Seferi che prova a partire in velocità. Doppia scivolata. Ancora il gioco del numero 4 Pisapia a lanciare il lungo, colpo di testa di Alessia, recuperato ancora una volta da Vannozzi che va a giocare su Liberty, si allarga sulla destra a Seferi. Liberty è l'ultimo a toccare, è rimessa laterale per Real Granella con Tuzzi che va a giocare su Tramacere. E poi Ugolini calcia il pallone in rimessa laterale di cui si incaricherà la battuta del capitano Tuzzi che va in avanti a cercare un compagno, palla alla disperata, Angelucci la recupera e viene messo giù fallosamente da Ugolini, punizione. Era anche il cartellino giallo per Ugolini. Sarà quindi punizione, una posizione molto interessante alle battute conclusive della partita. Arriva l'occasione da calcio da fermo per il Real Granella di riportarsi in parità e portare a casa quantomeno un punto. Poi può essere stato anche in vantaggio per 2-0. Sul pallone ci sono sia Angelucci che Fattori. 2 minuti di recupero comandati dal direttore di gara. Come prende la rincorsa sembra propenso ad andare Angelucci con il destro. 4 uomini in barriera per Grimaldi. Occasione importantissima per pareggiare i conti. Va Angelucci con il destro, ancora una volta la traversa, la terza della partita e la seconda per Angelucci a fermare il Real Granella. Grimaldi va in avanti, Seferi, ancora Seferi, palla che va verso Tuzzi, Seferi va in pressione, non commette fallo, poi Tuzzi è l'ultimo a toccare in calcio d'angolo per la Roma. A giocare sarà Seferi che va a giocare con il numero 6 Liberty che guadagna un altro calcio d'angolo. Stanno alla bandierina dell'angolo per perdere tempo i giocatori della Roma. Seferi, la palla deviata verso Liotti, l'ultimo a toccare è stato il difensore del Real Granella e sarà ancora una volta calcio d'angolo per la Roma. Andrà a giocare a battere ancora Seferi, corto su Liotti. Ancora l'ultimo tocco di un difensore del Real Granella, quarto angolo consecutivo per la Roma calcio a 8. E ancora Liotti. E finisce anche il match con il risultato di 3-2. Real Granella sfortunato che colpisce 3 legni, ma ottima la prestazione di Seferi.